Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che vige l'allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia fino alle ore 6 di domani, giovedì 20 luglio. In corso questa mattina e per tutta la giornata le operazioni di pulizia e messa in sicurezza nelle aree colpite ieri pomeriggio dalle forti raffiche di vento, piogge e grandine, in particolare la pedemontana tra le province di Udine e Pordenone. La provincia friulana la più colpita. Il forte vento ha anche provocato danni alle linee elettriche. Oltre 5.000 le utenze che sono rimaste senza luce e sono in corso le manovre, le ispezioni e le riparazioni da parte di Enel, che sta operando in piena sinergia con la sala operativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. I guasti sono stati concentrati soprattutto nei comuni di Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona del Friuli, Trasaghis e Montenars. Numerosi anche gli alberi caduti e i tetti danneggiati. A Tolmezzo la protezione civile ha liberato le strade da rami e tronchi. La frazione di Casasso è rimasta temporaneamente isolata per la caduta di alberi e anche di due tralicci del telefono e la strada è stata riaperta dai volontari della protezione civile. Danni anche a Frisanco, dove alcuni alberi di grandi dimensioni sono stati sradicati cadendo su strade e tetti. A Monfalcone una donna di 80 anni è stata soccorsa dal 118 dopo che un grosso ramo aveva colpito la sua auto. Per fortuna non è in pericolo di vita. Infine a Trasaghis, nella frazione di Avasinis, a quota 500-600 metri, si è sviluppato un incendio boschivo provocato dalla caduta di un fulmine. Il rogo, per il quale sono stati interessati gli uomini e le donne del Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, non ha interessato abitati o strutture.